Prego, ci dia un sottofondo musicale, grazie. Seria, Michela. Tutto cominciò con Dovica, Nzia, Natella. È una piccola ragazza esile che tutte, a causa della sua magrezza, solevano chiamare sottile. Poi arrivammo noi, 16 anni dopo. Lucido sottile. Le Lucido Sottile da Cagliari a Sassari in uno spettacolo stasera dove proponete un vero e proprio percorso di tutti i vostri personaggi, in qualche maniera il vostro percorso artistico. Ce lo raccontate? Quando nascono le Lucido Sottile? Le Lucido Sottile nascono nel 2002. Quando un amico comune ha la brillante idea di farci conoscere e di proporci di lavorare sotto lo stesso nome. In realtà all'epoca io e Tiziana avevamo due compagnie differenti con due nomi diversi e ci siamo consorziate insieme alla terza socia che è Ombretta e sotto il nome Lucido Sottile. E così nasce effettivamente. Il Lucido Sottile è una realtà che già esiste, ma questo poi lo raccontiamo nello spettacolo in maniera più divertente. Sicuramente. Sì, nello spettacolo Dissacrantemente lucide e lucidissime appunto si racconta la storia di Lucido Sottile, cioè come è nato, come si è sviluppata questa idea dentro le nostre menti malate e come insomma procede verso il futuro 2012 sino al 21/12/2012 quando il mondo finirà e quindi anche Lucido Sottile purtroppo. Lucido Sottile non finirà, anche se il mondo finirà. Ve lo dico così vi preparate. Lucido Sottile interpretano se stesse. Com'è stata questa interpretazione? È un po' difficile perché anche lavorare sui personaggi, noi cerchiamo sempre di ironizzare su tutto, siamo molto curiosi, osserviamo le persone, la gente, la società. La guardiamo un po' in cagnesco e mettiamo in risalto quello che sono gli aspetti comici di tutto quello che succede attorno a noi e quindi da questo nascono i personaggi di Lucido Sottile, quindi la Nives e la Zinzer. Ma anche Pruska e Dorinna, le badanti polacche giovanissime, le maestre di teatro e poi diciamo anche che noi siamo la società che osserviamo, quindi siamo anche molto autoironiche. Forse è questa la cosa che il pubblico ama di più, cioè c'è una verità profonda dentro Lucido Sottile che è l'autoironia, quindi prendiamo in giro tutti quanti ma fondamentalmente prendiamo in giro noi stessi come delle bravissime scolarette italiane. Nives. Sì, ma te ti vuoi mettere anche tutto il tuo vestito, quello famoso con l'imbottitura? Sì, Nives. Sì, così non la finiamo più proprio in piazza, Ma guarda che io senza l'imbottitura non lo posso mica fare sto personaggio, Ah no? E com'è che no? Poi guarda, a me quel personaggio che fai te, quella Tiziana lì, Sì. ti dirò che mi sta anche simpatica. Ma guarda che non sta simpatica a nessuno la Tiziana, è notoria per essere una spaccamarroni, ha una gran rottura di balle per tutti. Chiedilo un po' al suo fidanzato. E ti somiglia un po' forse, no? Ma dici Sì. ma cosa dici? Ma ti dico, guarda che ti somiglia un po'. Qui sai che a Sassari diventa sempre più difficile mettersi questa imbottitura. Ma perché c'è caldo e adesso stai sudando. Maledetta. Sì. Ecco. Guarda un po'. Oh. Allora. Ma sai- vestiti che fai schifo! Ma c'hai Sì. il velo di fuori, mettiti la vestaglia almeno. Sì. Sì. Dio sa, ma mi chiudono sempre le cose. Oh, allora, ecco qua. Sono Senti, pronta. Sì. io no. Come Sì. al solito manca l'accendino. Sai che per ti essere- percepisco meno nervosa del solito? Sono nervosa perché qui adesso No, io... sei meno nervosa. Ma te t'ho lo dico detto che io Ho alla- detto che sei meno nervosa, sì. Ho È vero. detto che io alla Fede gli ho detto di mettermi qua l'accendino per le sigarette. Sì. E non c'è l'accendino. Sì.
Ecco, adesso... Guarda, ne vuoi uno? Ce n'è uno qui. L'ho Ecco. visto, anche a me serviva prima, non l'ho trovato. Te. Ecco, adesso sì, perché la Nives non è possibile che c'ha sempre tutto in disordine. Sì. Non c'è rispetto per le donne di una certa Non età, c'è. hai capito? Non c'è proprio rispetto. Sono stanca di Sai- dirlo. Nives, Sì, 25 volte e poi basta, te ogni volta ti devi mettere le calze. Ma dai, ma vuoi così? Ma mettiti le scarpe normali. ma non mi entra se non mi metto il gambaletto, santa pazienza ho. Non mi entra la Ci scarpa. dobbiamo sempre far riconoscere. Guarda, non me la allaccio neanche. Ecco, mettitela Ah. così che sei a Oh. posto. Sì, ma non credere di essere meglio, sai, Non credere di essere meglio. Nives. Sì, guarda, lascia perdere, Nives, stiamo hai facendo... preso le gocce. Ma cosa dici, dai? Nives, sono 40 le gocce, sai? Ma cosa dici? Ma poi Sono guarda... 40, quelle che ti ha detto il medico. Sai cos'hai te, Nives? Te hai un problemino che si chiama memoria, che salti in groppa, furia a cavallo del West e galoppi via, lontano da me, e mi lasci qui da sola, senza ricordare che devo prendere 40 gocce. Ma cosa dici? Ma guarda, poi lascia perdere che io le gocce non le prendo più. Perché Come il non mio le nipote... prendi? Sì, non le prendo più perché il mio nipote, il Costantino Montenegro, è di Sassari, sì, mi ha dato una medicina nuova, sì, che è una polverina bianca che si tira su col naso e si inala. Sì, ma a me non mi piace, sai? Perché mi fa la bocca amara. Allora sai cosa faccio io? La sciolgo nell'acqua calda e mi ci faccio i soffumici. Ma cosa? Sì. Ma cosa dici? Sì. Ma te sei pazza! Ma il Costantino ti droga! Ma cosa dici? Ma te sei una tossica dipendente, Nives! Ma cosa dici? Nives, te sei una... Guarda, Nives, che io ti mando a Ittiri, in quella clinica lì! Sì, e ti salvo la vita! Quando eri pronto potevi andare a farti umiliare da lei, la Tonelli, l'insegnante di teatro danza. Cattivissima! Sei persa, persissima, più persa nello spazio, persissima. E ora sei fuori, sei fuorissima. E ora sei brutta, sei bruttissima, più brutta. Ah, che schifo, bruttissima, brutta, bruttissima. Ah, che schifo, brutta, così. E adesso sei felice, sì, sei felice perché è arrivato lui, è il tuo uomo, sì. Ed erano 30 anni che non lo vedevi, sì. Perché era partito in guerra, sì. E lo baci, lo baci, no! Lo baci con la lingua! Leccalo, leccalo tutto, lecchissima! Ma in realtà scopri che lui è un mostro! Scappa, scappissima, più scappa, scappissima, e sei fuori, sei fuorissima, e sei persa, persissima! E ti droghi, droghissima! Bucati, 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 spla, 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 schizzi di sangue dappertutto, schizzi di sangue dappertutto, una pozza di sangue, una pozza di sangue, una pozza di sangue. E adesso muori, muorissima. Voi guardate spesso alla realtà e la riproponete sul palco in maniera assolutamente dissacrante. Guardate anche allo spettacolo, alle luci e le pagliette a cui ci ha abituato la televisione. Le riportate questo linguaggio sul palco e in qualche maniera lo smontate, lo ricostruite. Raccontateci questo. Sì, guardiamo la televisione con un sospetto. Nel 2006 abbiamo scritto Lucido Sottile TV Show perché per una ragione diciamo familiare abbastanza dolorosa siamo state costrette a stare a casa per 2 mesi e quindi guardare la televisione. Cosa che prima non avveniva. Guardare la televisione per noi è stata un'esperienza devastante.
c'erano dei programmi del pomeriggio che sono strutturati in un modo dittatoriale, assurdo, cioè una dittatura fortissima, ci sono dei messaggi subliminali e neanche troppo subliminali, però abbiamo fatto una profonda riflessione, abbiamo veramente selezionato moltissimi programmi appassionandoci anche alla ricerca. Eravamo in un periodo in cui era in pieno berlusconismo, quindi era impossibile guardare la televisione con indifferenza, e da lì sono partiti dei personaggi macchietta che poi sono stati anche ripresi dalle TV nazionali, e quindi nasce la presentatrice folle che non guarda in faccia a nessuno, neanche ai dolori della gente, all'ignorantone, che si alternano tuttora in televisione, nei programmi appunto di contenitori che vengono seguite dalle famiglie. Diciamo, lo zoccolo duro italiano che segue la televisione viene gestito, viene scolarizzato da queste persone che a nostro avviso non sono all'altezza. Quindi Lucido e Sottile TV Show è uno spettacolo che guarda in cagnesco, però anche con molto rigore e sdegno questa Italietta televisiva. La cosa più inquietante per noi è stata quando siamo andate in scena, il pubblico che ci chiedeva: sì, ma poi quando lo vediamo, quando è che va in onda il programma? Perché ovviamente alla Lucido Sottile lo spettacolo era strutturato perché sembrasse realmente una trasmissione, quindi c'era la regia, le telecamere, c'era tutto. Ben trovati su Lucido Sottile TV Show, un caldissimo applauso, ho i brividi ragazzi. Quest'oggi siamo alla terza puntata, parliamo di musica, parliamo di cucina, parliamo certamente di uomini ben dotati, ma soprattutto parliamo di un grande personaggio della TV. E no, Come? eh no, fermi tutti, ferma un attimo sta cineripresa. Vabbè. Ma chi è sto Roberto Saviano? Ma che mi volete rovinare? Ma chi lo conosce a questa? Oh, io non l'ho mica mai sentito. Ma dai, ma se deve essere un uomo, ma mettimi uno, che so, un calciatore, un Bettarini. Ma datemi un vecchio, no? Dammi un vecchio, che adesso vanno molto de moda questi casi di a rotelle, col catetere, no? Mi dai Alberto Sordi e siamo tranquilli. Tatiana, è morto Alberto Sordi. Ah, è morto? Sì, E vabbè. E dammi un altro vecchio, no? Dammi Pianello, che c'ha Sandra in sedia a rotelle, famo audience. Tatiana, sono morti tutti e due. Ma che palle, sono morti tutti! Sì. Ma io devo lavorare! Ma quella su Canale 5 c'aveva la minorenne de Berlusconi, l'altro c'aveva uno speciale del processo di Fabrizio Corò, ma fatemi lavorare! Ma dammi uno di questi dell'Olimpiade, no? Mi dai, che sa, Pellegrini? È morta la Pellegrini. Ma come è morta? Guarda, te l'assicuro, è morta. E dai! Dai, lasciamo perdere. Roberto Saviano va benissimo, Tatiana. È una svolta epocale per la tua carriera, ma ci pensi? Ancora? Ma chi è sto Roberto Fabiano? Oh, Pocale poi, ma che bordio Pocale? Dai! Alba Borgia, poetessa, lesbica, in sceriffo. Dove? Bimbi che correvano un tempo. Tu, vento di maggio. Sono vittima? Sono segreta idiosincrasia? Sono sottile ebbrezza? È passata fra le tue parole. Scenata. Quasi una sceneggiata. Scellerata sceriffa! Il tuo scettro è morto! Voi siete attrici, coreografe, cantanti, delle artiste a tutto tondo. Avete dei riferimenti a cui guardate? Ne abbiamo moltissimi e di varia natura.
tant'è vero che è difficilissimo per chi ci osserva, per chi osserva noi, stabilire a quale genere, a quale categoria apparteniamo. Quindi potremmo citare da autori contemporanei estremi a performer contemporanei esagerati tipo Franco B, per arrivare a Franca Valeri, ok? Quindi abbiamo dei riferimenti di tutti i tipi. Sì, moltissimi, insomma, e poi anche nessuno, perché poi le lucide sono anche in un certo senso uniche, hanno molte difficoltà ad incasellarci in un genere. Noi non facciamo un teatro, come si può dire, leggibilissimo per chi è abituato a incanalare appunto le compagnie in un genere preciso, perché noi siamo quelle di Bunga Bunga Mix, che è una canzone ironica, e poi siamo quelle di Oli Peep Show, che è uno spettacolo abbastanza tosto, di ricerca sul teatro e anche sulla drammaturgia, ma siamo anche quelli degli spettacoli per le famiglie, come Spera di sera bel tempo sì rosso, che ci ha fatto conoscere al pubblico italiano, nazionale e anche internazionale. Quindi è difficile capire se Lucido e Sottile prenda spunto da chi e da che cosa. In realtà noi prendiamo spunto da noi stesse, questa è la base. È la base. A, sesso, A, re, sesso, A. Tu confondi le parole, tu sbeffeggi la tua prole. Per avere un po' di più sponsorizzi chi vuoi tu. Re, se, so, A, se, so, re. Tu che ami il decoupage, la mostra di maquillage. Ti circondi di casalinghe impegnate, sarà mica che sono un po' arrapate. Spruzzi contributi come caramelle, quanto godi quando vedi cose belle, poi ci porti quella mostra di Picasso. È vero, a fare l'assessore sei un asso. Ah, sesso, ah, re, ah, sesso, ah, re, ah, sesso, ah, re, sesso, ah. E poi schizzi le tue belle con sorrisi fluorescenti. E poi sguazzi coi progetti dei tuoi amici deficienti. Ah, se, so, re. E dimentichi che l'arte è sempre tutta un'altra cosa. Quanto godi a far tacere la musica fastidiosa. Ah, se, so, re. Ecco, hai menzionato l'Oli Peep Show, uno spettacolo che portate avanti da un po' di tempo, uno spettacolo che porta con sé sempre diversi problemi con la censura, la Chiesa. Raccontatecelo un po'. Oli Peep Show è uno spettacolo travagliatissimo, è uno spettacolo che ha avuto stranamente un'incubazione molto lunga per noi, che invece siamo molto più immediate. È stato molto ragionato e altrettanto sofferto. I problemi con la censura ovviamente sono problemi che riguardano la Chiesa, in realtà chi ha risentito di più di Oli Peep Show è stata la Chiesa, con tutti gli annessi e connessi che poi si spostano volendo sulla politica. Molti politici ci hanno difeso, fortunatamente, insomma non siamo devastati dall'impero della Chiesa. Diciamo che la Chiesa ha un potere temporale ancora abbastanza notevole, quindi c'è stato un impedimento effettivo. L'arcivescovo di Cagliari dell'epoca, Monsignor Mani, ha dichiarato ai giornali che Lucido Sottile non doveva andare in scena, che compagnie come la nostra dovevano essere punite con la gestione, sì, non solo con l'agonia, ma anche che ci doveva essere ritirato il contributo, i finanziamenti che vengono dati alle compagnie, che era una vergogna per la Sardegna portare avanti uno spettacolo di questo tipo. Naturalmente alla domanda "ma lei ha mai visto uno spettacolo di Lucido Sottile?" ha risposto ovviamente no, perché insomma la Chiesa poi viaggia su dei parametri molto spirituali che a noi non è dato conoscere. Però il
più serio che c'è stato è stato un problema politico, perché Oli Peep Show doveva andare in scena esattamente dopo l'elezione di Massimo Zedda come sindaco. È successo proprio una settimana dopo, quindi è stato, diciamo, sabotato anche per questioni politiche. È stata cavalcata l'idea che adesso la nuova sinistra proponesse uno spettacolo blasfemo e quindi diciamo che fosse uno spettacolo fortemente politicizzato. In realtà è stata solo una coincidenza che fortunatamente poi ha avuto degli esiti differenti. Noi abbiamo deciso a novembre di andare in scena nonostante la censura di luglio, da sole, senza l'aiuto di nessuno, perché effettivamente poi ci sono state moltissime promesse. abbiamo avuto il sostegno della provincia, che forse è quella che per prima è unica, anche si è dichiaratamente schierata perché lo spettacolo venisse prodotto e insomma debuttasse. Contrariamente a quel che si crede, poi in realtà Oli Peep Show è proprio un cammino spirituale che poco ha a che fare con la blasfemia. Mette in evidenza dei punti critici che appartengono alla Chiesa cattolica, ma gli stessi cattolici poi intervistati che sono venuti a vedere lo spettacolo in realtà erano entusiasti del cammino spirituale, che è un'altra cosa. È stato difeso moltissimo come spettacolo appunto dalla comunità cattolica che è venuta a vederlo. Poi c'è una parte della comunità cattolica che purtroppo l'episodio è più estrema, che ha, diciamo così, creato più fastidio è stato quello appunto dell'esposizione della pedofilia. C'è un riferimento molto forte in Oli Peep Show alla pedofilia, appunto con i personaggi del gatto e della volpe, perché si deve sapere che Oli Peep Show è una contaminazione tra gli archetipi della favola di Pinocchio con le figure più classiche dell'iconografia cristiana. Quindi noi abbiamo per esempio Gesù che interpreta Pinocchio e abbiamo la Madonna che interpreta la fata turchina, così come i santi padri pedofili interpretano il gatto e la volpe. Questo ovviamente non è stato preso di buon occhio, ma quello che ha infastidito di più la comunità cattolica è stato il manifesto di Oli Peep Show, rappresentante una pietà dove c'era appunto la fata turchina e Pinocchio, ma il problema di questo Cristo Pinocchio era proprio il naso, e il naso magari anche il seno. Anche il seno, sì, perché è stato definito un Cristo transgender. Sì. Vabbè, è un problema cattolico, anche molto cagliaritano, nel senso che delle pietà contaminate esistono, rielaborate anche da artisti straordinari, David LaChapelle, Jan Fabre, che certamente fanno scandalo, forse anche più della nostra. Non abbiamo fatto eppure niente di nuovo. Vengono esposte, insomma, non è una novità. Forse la novità era per il cattolico cagliaritano o comunque la Chiesa a Cagliari, che ancora ha un potere veramente forte e insidioso. Ma io ribadisco che è stato un problema politico. Questo spettacolo che tanto ha fatto discutere, che è uno spettacolo molto interessante sia dal punto di vista visuale, estetico, coinvolge tutti i sensi, persino l'odorato. Sì. Raccontateci questo aspetto interessante. È importante. Questa è un'esperienza che noi sempre vogliamo portare avanti durante gli spettacoli. Certo, in una situazione come palcoscenico e platea è difficile riportare anche queste sensazioni, ma Oli Peep Show è un percorso spirituale, è un camminamento che si fa lungo un percorso al chiuso, contrariamente a quello che era in precedenza, che era in un giardino, ma anche lì avevamo pensato appunto a dei profumi. All'interno abbiamo cercato di dare caratteristica ad ogni camminamento, quindi ad ogni stazione, anche
con delle profumazioni. Diciamo che quello che in assoluto ci fa divertire di più a noi lucide è il coinvolgimento totale del pubblico. Andare a vedere uno spettacolo deve essere una magia, quindi quando ci è possibile, perché le risorse economiche ce lo consentono, gli spazi ce lo consentono, cerchiamo di realizzare il nostro sogno di bambine, che è quello dello spettacolo totale. Questo spettacolo a Sassari? Speriamo prestissimo, non mancano i contatti, gli avvicinamenti da parte appunto degli enti preposti alla cultura sassarese. Noi ci teniamo moltissimo a portarlo a Sassari, abbiamo un pubblico che ci segue anche qui, anche noi seguiamo, siamo state da poco qui all'apertura del concerto del Gay Pride, siamo state orgogliosissime di essere state invitate a fare questa cosa e quindi diciamo abbiamo uno zoccolo duro anche qui a Sassari che sta aspettando l'Hip Hip Show. Stiamo provando. Si tratta solo di aspettare delle risposte. E invece questo stivale bianco comprato a Roma, indovina dove? Negozio, grande negozio, boutique, serissima di fronte a Stazione Termini. Ah sì, boutique di Traviona. Sì, Traviona. Sì, conosca bene. Ah, forse anche qualche amica tra pubblico che frequenta, forse, non si sa. Sì, più che amica diciamo amici, quelli nostri amici del MOS. Amica uguale, sempre. Tu conosci amico del MOS che va nel negozio Stazione Sì, Termini? pare che chiama Massimo. Sì. Pare, non sa. Sì, lui presta sempre sue cosine un po' speciali, un po' Sì, è un po' particolari. bizzarro. L'altra volta ha prestato copricapezzolo con pendente di diamante, molto bello. Sì, Massimo Mele ha prestato a me la cresta finta che si è messa per il Gay Pride. Voi vi guardate molto intorno, raccontateci l'Italia che vedete. È un'Italia un po' wannabe. Siamo un po' il fanalino di coda. Io non sono molto soddisfatta della nostra Italia dal punto di vista proprio dell'aspetto economico, sociale. La trovo ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi europei. Noi a Cagliari abbiamo una speranza anche per quanto riguarda le unioni civili, abbiamo nei giorni scorsi appunto Aperto il registro abbiamo online. il registro online che è già una cosa buona, però siamo ancora indietro rispetto agli altri paesi e questo è un motivo di grandissima sofferenza e anche di vergogna per me in certi momenti, di grandissima vergogna. È un'Italia slabrata e brutta, è un'Italia brutta e devastata da una politica che per un trentennio l'ha schiacciata, l'ha finita. È un'Italia finita, però io vedo che finalmente alla fine di quest'Italia distrutta ci sono molti cittadini che hanno voglia di ripartire e che stanno imparando un nuovo senso civico, c'è molto rispetto, ci sono cittadini anche rispettosi che hanno voglia di fare, che collaborano, c'è una volontà di unione fortissima, forse anche grazie a internet che è un boom enorme da quando esiste ad oggi, che ha uno sviluppo nel social network fondamentale per chi vuole ricominciare o ricostruire un'Italia che non ha più possibilità, tutte le possibilità comunicative in un trentennio sono state schiacciate, noi cittadini stessi tra di noi abbiamo potuto parlare poco. È anche una questione di libertà, ma non è che in Italia manchi la libertà a mio avviso, manca la cultura, non c'è stata una pedagogia politica che abbia tirato su i ragazzi a incentivarsi anche a fare politica, c'è più un disastro sociale da rimediare. Io mi guardo attorno, parlo con i ragazzi molto giovani, anche con i miei nipoti, non hanno grandissime prospettive se non quella di partire come unica salvezza, e questa è una cosa che crea comunque molto dolore
all'Italia. In Sardegna poi moltissimi dei nostri amici stanno partendo perché c'è una disoccupazione con un tasso altissimo. Io spero che a breve, a brevissimo ci saranno le elezioni e che qualcosa cambi. Noi ringraziamo Le Lucido Sottile. In finale usate la telecamera come volete. Venite a vederci, il teatro è vita, è cultura, è istruzione. Poi non siamo così cattive, in realtà siamo brave. Vero, tu sei brava. La canzone che vi presentiamo è un'ode ad una pratica molto intima e confidenziale. Orale. Quanto sei maleducata? Non vedi l'ora di dirla questa cosa proprio. Di Troia, Sale Musio, Sardo. Bunga Bunga Mix. Dirige l'orchestra il maestro. Davide Sardo. Cantano Le Lucide. Senti l'atmosfera. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami. Bungami, bungami, bungami. Panico, il tuo pitone satinato. Estetico, il mio bocchino perlinato. Panico, il tuo pitone satinato. Estetico, il mio bocchino perlinato. La fellazio che ti offro è per godere di più e per avere di più. Il prepuzio che in bocca mi offro per avere di più e per venire di più. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami la topa. Te lo chiedo senza turbamento, fammi avere un posto in Parlamento. Io non voglio una storia d'amore. Da te voglio solo un rapporto d'ore. Non lasciamoci dietro nemmeno una traccia per non farci beccare, per non perdere la faccia. No telefono, no check, no codi bancari. Per non farmi parlare, sganciami i denari. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami la topa. Bunga, bungami ancora un po'. La crema tua raccoglierò. Bonga bongami dentro la bocca. Dammi il latte che trabocca. Prepuziami che ne ho bisogno. Di chiedere non mi vergogno. Lo sai che non lo faccio per mestiere, ma solo per i conti del droghiere. Ora pagami l'affitto. Papi dammi la paghetta. Ne trarrai anche tu profitto. Ma non sono una troietta. E se sono minorenne? Comunque riuscirai indenne se continui a darla bere agli italiani. Una massa di coglioni gli italiani. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami la topa. Vostro onore, la credo, mi chiede di quello sono un'innocente preda. Ma è stata una escortinatività, ma solo una ragazza in difficoltà. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami la topa. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bungami, bungami. Tappami, tappami, tappami la bocca. Bungami, bunga, giustiziami la topa.